È stato il debutto dell'Antigone per la regia di Cinzia Maccagnano, protagonista Alessandra Salamida. Siamo qui in questa edizione del 2023 dove abbiamo riproposto un cartellone insieme al Ratto di Proserpina che prevederà 6 giorni, 2 della Proserpina, quindi il 12 e il 20 di maggio, mentre l'Antigone il 13, 14, 18 e 21 di maggio. Il cartellone della Menanos Festival tra l'altro è arricchito anche da una sezione, ritorna alla Menanos Neos Festival dei Giovani Concetto Oliveri in partenariato con il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, e quest'anno prevede la partecipazione di ben 22 istituti da tutta Italia. Abbiamo diverse regioni, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Campania, dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Sicilia. Avremo anche la premiazione il 27 e devo dire che quest'anno è stato fatto uno sforzo gigantesco, quindi il mio complimento va a questi artisti straordinari, perché abbiamo avuto diverse criticità, però sono state superate brillantemente, come quella di questa sera. C'era incertezza sul tempo, però gli dei sono stati propizi e magari qualche altra figura umana che mi porta sempre bene. No, sorrido perché con la preside Colella si era parlato di questo tempo e mi aveva assicurato che anche oggi andava tutto bene, e quindi è stata così. Dico questo giusto per sdrammatizzare. Ovviamente io ringrazio enormemente anche la regista Cinzia Maccagnano, perché 5 giorni fa purtroppo l'attore protagonista Fulvio D'Angelo, causa un malore dovuto purtroppo non poteva più continuare, quindi ci è sembrato opportuno, e anche Cinzia ha assunto questo ruolo difficilissimo, perché poi Creonte è una figura particolare. Creonte ha 1000 sfaccettature e non è poi così semplice da interpretare. Credo che questa interpretazione al femminile, che vede anche un'emotività maggiore, abbia dato quel senso in più a questa figura, anche in una sorta di trittico, se vogliamo, con Antigone e Tiresia, quasi come se fossero le tre Moire, la destina della casa di Edipo. Antigone, Tiresia e lo stesso Creonte, tutto al femminile. Non dimentichiamo appunto che forse la donna ha molto da dire, questa sera lo ha dimostrato. Sono felicissimo di poter lavorare con questi artisti e vi aspetto per le prossime giornate, che si concluderanno il 21 con l'ultima dell'Antigone.